Questo volume, pubblicato dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, costituisce questo volume intitolato A proposito di Sarpi, l'Inquisizione e il Concilio di Trento, a cura di Antonella Barzazzi e Corrado Pin, costituisce il secondo atto di un volume precedente col quale nella collana dell'Istituto Veneto era stato pubblicato il testo di Fra Paolo Sarpi sopra l'ufficio dell'Inquisizione, curato in edizione critica proprio da Corrado Pin, che con grande impresa erudita e filologica aveva finalmente messo, davanti a noi il testo autentico di questo scritto fondamentale di Fra Paolo Sarpi, che aveva avuto una intensa circolazione europea nelle forme più varie, con tagli e aggiustamenti, vero? Perché offriva la traccia più densa e più precisa delle origini medievali del Santo Ufficio dell'Inquisizione. Lo offriva, come messa a punto per quanto riguardava il governo veneziano di ciò che era stato questo Santo Ufficio nei secoli passati, e da lì ricavare la conclusione che il governo veneziano doveva, sulla base dei precedenti, tenere ben chiaro il carattere fondamentale del governo della religione per il potere cittadino. Quindi Sarpi metteva in luce i caratteri, per così dire, laici necessari della sorveglianza sulla fede, sulla religione del popolo, da parte di uno Stato che voleva in questa maniera serbare intatta la tradizione religiosa e mantenere nelle proprie mani appunto l'obbligo della custodia del depositum fidei, secondo un modello che risaliva alla tradizione orientale, vero, dell'impero d'Oriente, e che differiva quindi in qualche modo dallo stile della Inquisizione romana. Questo secondo volume, che si intitola appunto l'Inquisizione e il Concilio di Trento, affronta la questione, si presenta con una premessa di Isabella Barzazzi e si apre con un saggio, con una comunicazione di Vincenzo Lavenia che arricchisce il dossier della storia dell'Inquisizione e procede poi per saggi esplorando il problema che si apre in qualche modo a questo punto nella strategia di una cultura storica ed erudita che vuole finalmente recuperare i testi di Fra Paolo Sarpi, che ebbero, come è noto, fortuna europea e sfortuna italica, perché fu osteggiato ferocemente dalla Chiesa romana, vero? Ebbene, la storia della vicenda che si apre adesso riguarda per l'appunto il Concilio Tridentino, ed è su questo che ancora una volta è Corrado Pin che apre la questione, chiarendo i termini del problema di questo grande testo, vero, che uscì dall'Italia per poter venire alla luce, stampato a Londra nel 1619 e poi entrato in circolazione. Ebbene, il problema che gli storici hanno sempre in qualche modo circumnavigato senza riuscire a risolverlo è quello di quando Sarpi abbandona la lotta al servizio del governo veneziano per garantire in qualche modo, per così dire, la laicità dello Stato, o per meglio dire, per garantire allo Stato, vero, il pieno possesso degli strumenti per contrastare l'avanzata
ininterrotta, vero, della Chiesa romana nell'età post-tridentina, nell'età della Controriforma. E il problema, cioè, di quando Sarpi abbia dedicato le sue energie allo studio del Concilio di Trento, mettendo a frutto quella raccolta continua che aveva fatto fin da giovane, appunto, dei documenti che riusciva a trovare per illuminare la storia di questa Iliade, come lui la definì. Ebbene, Corrado Pin questa volta mette giù un documento fondamentale, cioè un abbozzo di una pagina della redazione del Concilio Tridentino, di forme ancora, ancora non precisamente identica a quella che figura nel testo definitivo, ma che ci dice che Sarpi stava, avviando la sua impresa mettendo giù degli appunti. Questa pagina è una specie di foglio caduto nel cestino di una bozza rifiutata. La tensione vigile di Corrado Pin l'ha fatta emergere e ha permesso anche, grazie appunto al verso della bozza, ha permesso anche di datare al 1614 questo avvio dell'impresa di Sarpi storico del Concilio. Su queste basi, quindi, la storia della redazione del testo del Concilio Tridentino si presenta come il laboratorio prossimo nell'impresa di riportare tutto Sarpi alla lettura degli italiani. Mancano ancora molti pezzi, manca l'epistolario, ma intanto non c'è dubbio che l'istoria del Concilio Tridentino è un pezzo assolutamente fondamentale da ricostruire, di cui ricostruire la vicenda. Sui rapporti tra gli scritti di Sarpi e la loro tradizione a stampa, la loro utilizzazione nella cultura europea, c'è una comunicazione importante di Mario Infelice, grande studioso appunto di questa circolazione editoriale diffusa, che mostra quanto sia complicato e difficile, vero, prosciugare questa grande palude, vero, questa grande fonte, se vogliamo usare un'immagine meno negativa, delle edizioni che furono fatte di Sarpi, edizioni di stampe sotto mentito luogo, edizioni come dire alla macchia, edizioni deformate, utilizzate, quindi veramente una selva. Su questo tema poi c'è una nota interessante di Nicolas Fornereau su Jean Diodati, questo emigrato lucchese, questo membro illustre della grande famiglia lucchese emigrata a Ginevra, per la sua opera di editore di scritti sarpiani. E su questo ancora, sul tema del Concilio Tridentino, torna Filippo De Vivo, facendo tesoro appunto dell'epistolario tra Fulgenzio Micanzio e William Cavendish, dove appunto attraverso la fonte del grande collaboratore di Fra Paolo Sarpi riesce a mettere a punto alcune indicazioni interessanti. E dimenticavo di citare il saggio di Antonella Barzazzi, che fa una messa a punto del rapporto tra il governo veneziano e gli scritti di Sarpi. Un volume ricco, quindi, a cui io personalmente ho premesso un'introduzione richiamando l'attenzione su questo mutare degli obiettivi della ricerca sarpiana. Di questo volume quindi ci resta il compito di fare tesoro negli studi prossimi e di ringraziare per la sua attività editoriale, l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, che ha dimostrato di sapere svolgere il suo compito nella tutela della tradizione intellettuale della grande storia della Repubblica di Venezia.